Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benivenias e beniveniusu ai gustato venute poca voce, siamo andata in lingua sarda che vuole di donare voce e logo a chi ne ha dice però di bipi, traballare e frincare in Sardegna. Sti che uso la nostra intro dei comuni su Vittichello su dessa Sardegna, realidadi si e ciseras, ma trummentadas dessa sguidatura. Su dretto nostro sa di fatto imbatti in callancuno dei comuni su Cammellus con tanta gusto in situ, Zaves, Mestene, Sant'Antonio Ruinas, Martisi e Usassa. Questa pillas si sprazzina in subregioni de su Melogu, dessa Marmindata, dessa Anglona e dessa Bravagia. Costrocias differenti po sul logo e sa cultura, ma unias de su mattessivadu. In questo luogo sa menguai dei muradoris, sa beccesa demografica e su disisteru dei giochi su faccisi ai cittadis romanas o assestero, funti questioni veras e apprettosas. Per le vais comunitadis de sul luogo non rinunziant a s'identità in soru e ponint in campo energias noas per essere su venidore in soru. In su viaggi nostru eus dentro sa baga de cannosci iniziativas ispantosas ca tenent sa punna de fai torrai s'allientu a su tessiu econòmicu e culturali de custu logos. Calacunu progettu si concentra a recuperare e a valorare su patrimoniu dessa cultura, dessa lingua e dessa gastronomia. Altrus frincant po promuovere s'accattosidadi attraverso eventus de cultura e festival e residenzias artisticas e andalas esperienzialis pensadas po di fai accugliare visiteris e energias noas. Ascoltando le storie dei moradores, io subodiu testimonianzas veras e opinionis e amantias. In queste vidiceddas si spera esti una faina fittiana, casa mostrata in iscaras, in isaccinus e in isisceverus, de chi di sceverau de abarrai, poi scummitti in pizzus da sa bidda sua. Usassai si è stata nata che in su 2050 è una vita che è stata a perdere, è stata a morire. Io come sindaco e come tutti i miei compaesani di Usassai non da pensare a questa propria maniera. Cercavo in ogni maniera di resistere, se sono pagos, se sono 440 persone, di queste 440, 230 dormono e vivono tutta questa gita in Usassai, però noi teniamo ganas di abbarrare. Certo, lo Stato non ci aiuta da pago nulla, però tutti i picciocchettos e vecchios vogliono abbarrare noi. Teniamo una bella natura, montagna, frumini, aria buona, cibo buono. Non volevo andare noi. Dove per i nostri vecchi che hanno fatto saida in antico. Tocca lavorare e attendere tante cose dentro, o a lavorare in imprese, o a lavorare in negozi, in uffici, che può essere in modo di lavorare tutto con internet, la gente con internet può pure bene in noi e lavorare da uomo, da Usassai, che ne andai in ufficio in Castello, a Nuoro, a Milano. Si vuole fare pure, speriamo in costo, ma è tostata questa cosa. Serve di meda gana di fare, di tutti la gente, politici innanzitutto, politici meda per un anno di me che sono un sindaco di una DG da Vittichello, gana di fare questa gente pure, perché tocca cominciare a pensare che in questa città si vive bene, ma non si vive. Ecco.
meglio a vivere in noi in questa vita, andi vorrei stai bene in su serio. Certo, in Sierra c'è frio, però è bello pure barrare dinanzi a zimminera, a calore e fuoco con i amici. Sa banca serrada, sa posta avere di Eduardo Assagida, su medico a ciò che da noi Eduardo Assagida, su ospedali per su accanto e sta alla musei un'ora e mezza in macchina. E questo certo non aiuta a gente a vivere in noi. Basta che la banca tenga vestito aperta, l'ufficio postale vestito aperto, sul medico stai a vivere in noi tutto sa di, tutto sa gita. E forse si qualcuno a barra torna a porre in funzione di scuola, sì, ci vuole pago spicciocchetti, però non può si serrare questa scuola, questo pago che ci vuole poi si andano a Castello e non tornano a Abruzzo. Il problema è che in tutta Italia non nascono più spicciocchetti, il problema è mano prodotto. E questo non si si vuole fare. Tutti tanti lavori, però non arrivano a fine mese timidi a tenere figli o timidi a su stress di tenere figli. Ciò tutto su che posso fare con sale che mi permette sale, cerco dinari, fondi, manifestazioni, si va in modo che la gente abbarri di noi e che spicciocchi a gatti tieni, però a via non è così facile. Non ci vuole intabarrai, potrà preferire andare in questa città, potrà per cose vai, per cose biri, poi si spaziai. Però se va su possibile, esiste di questione con i sconcarmanna, saponai fai in modo che non si va a morire. E noi cerchiamo di fare meta pubblicità con i amici. I clienti in noi, poi li trattiamo come amici, ma anche non funzionano gente aliena, proprio per dire che sul luogo è bello, che si sta bene, che ci vuole il rio, ci vuole la foresta, la parentesi, che è buona. E noi abbiamo punto a ciò che è questa città, ma turisti anche di altri luoghi pure dell'Europa, bene in noi per una varietà di una, due giorni, poi si fa una passillata da noi. Su luoghi fragili, spero che stiano oggi con un amico, che stiano a crasi con un altro, da ciò che ti merita di Abruzzo. Da vago ho fatto questo ufficio di cultura di lingua sarda, in unione con i comuni di Seui, di Ierzo e di Ulasse, una assagita a ciò che danno picciocco, che stiamo andando con i altri tutto un sardo, e poi c'è sa prolocco pure che va di altre cose, altre feste a Ici, è un'altra associazione, questa dessa mela Trempo Rubia, che è una mela di qualità di scetti di gustare vita, fai promozione sul territorio, vai di cercare di fare su pago che tieni, cercare di fare dire meglio su meglio che potevo. Semestene est una dei sbiddas Abruzzu pitticcas de sa Sardigna, con una popolazione che oggi non arriva a Abruzzu del 90 bividorisi. Un numero bascio meda, simbolo di una tendenza demografica che anda da accallai e che s'agatta dai meda biddas che punti a intro de s'isula, ma in numerosu, puru disapietosusu, non contano tutto sa veridadi. Ca semestene, manca i tutto is difficultadisi, esti un luogo che aguantada, si torra da inventare e arrennescidi a vivi ancora, con determinazione, dignità e una personalità spantosa. Semestene s'agatta in sa subregione storica del suo logo, in una positura che dà porta da essi un luogo di passaggio intra del suo territorio d'attaresu, de sa planargia e de s'altura de Campeda. Su territorio su si sterridi in una bad di birdi, in cui calanta dus arriusu, sa Orta e sa Cariasa, ai spesi de su Monti Benazzosu, uno dei crateri vulcanicus che s'agattano in su logo. Essi una natura bia e fotti, proprio commenti su caratteri de sa gente sua. Sapati prun noa de sa bidda, semestene nou, si sviluppa da in modo radiali a furriu a sa gresia de Santu Giorgi, distinguendisi de s'antico insediamento de Truddas, oi pruschetottu sparessiu. A pago drettu de su centru, in su sattu bruso pettu, a pizzusu de s'altura de Campeda, s'agatta da una dei sprendas de su patrimonio romanicu sardu,
Sagresia de Santu Nicola de Trullas, costruita intra de su de XI e de su de XII seculu. Esti un esempio de importu pos architettura medioevali, affungata in un paesaggio chi porta da sempre prus in attu su sentido de sacralidade e isolamentu. Ma sa storia de Semestene tenidi a reginis prus antigas. In su territoriu s'agattant testimonias archeologicas de sa preistoria, nuragisi, dolmen e arrestus de insediamentus nuragius. Signus de unu tempu passau chi veniat da prima de s'occupazione romana e chi confirmat sa continuidade de s'istare de s'omini in custu territoriu. Oi Semestene affrontat is insidus cun pragmatismu e impignu. S'amministrazione comunale, guiata da una sindaca determinata e appassionata, traballat in maniera attiva per garantire i servizi su prusu de importu. Un esempio mannu est i suzzilleri alimentari, torrau aperri de un annu grazie a s'amparu de su comunu, un luogo de importu chi est serviziu, presidiu sociali e luogo de attobiu per sa comunidade. Su essi accanta atrus centrus cu menti Pucciumaiore, Patria e Cossoine, in cui si podit arribare in poco tempus cun sa vettura, aggiutat a ammenguai s'isolamentu geograficu e donat opportunidades de collaborazione e scambiu. Una des occasioni si può scoperri Semestene est intra de sa manifestata de monumentus obertus, un eventu chi avvalorat su patrimoniu culturale e architettonicu de sa Sardigna. In cussas adisi, cresias, situ archeologicus e logus de interessu soberint a su pubblicu, fattu accumpangiaus de iscontus dei bividoris de su logu. Certu, aparrant preguntas obettas a pizzus de su benidori de sa bidda. Ad arrennesci a furriai sa roda de su spopolamentu, o ad essi custrinta a lassai su passu. In Semestene s'alenat ancora una gana de benidore, chi agattaus mei gestus ufficiaus de bividoris, mei scioperus balentiosus de s'amministrazione e in sacca più vungudu con sa terra. Semestene esti e ad assigiri a essi unu logu chi contada, non mei numerus, ma in su valori dei arreginis suas e in sa capacitade de mantenni via una memoria collettiva chi gastiat a su grasi. La situazione in Giave non è male, in sul senso che tutti nos conoscimos, vamos, sono giovani che sono intraprendenti, in sul senso che si organizzano meda ai salfestas, ai sos comitatos, abbiamo festas veramente interessanti. Sa festa manna che è San Cosimo e Damiano, poi abbiamo Santo Bustiano, in noi bisogno sos caddos. Noi in Giave abbiamo una, diciamo, preferenza per l'allevamento dei caddos. Veramente c'è una grande attenzione per questo. E poi la Ida è una Ida tranquilla. Naturalmente dobbiamo approfittare dell'economia che abbiamo una bella e buona zona industriale che praticamente un tempo vidi paludosa e poi è stata bonificata e come si insediano varie aziende sul territorio, aziende importanti che creano occupazione, benessere e stabilità. Infatti, i giovani del Giave sono tutti occupati, non vanno giovani che non è occupato, grazie a Dio. Quindi questo è un grande valore. Noi siamo dai 9 a 2 passi da 131. Noi vaghiamo 3 km e siamo in arteria principale da 131, Sassari-Cagliari. Quindi la possibilità è manna poi noi. Naturalmente, giustamente, Saida Spittichedda, che su 1920, questa Ida portia da 1830 abitanti, come attualmente siamo su 480. Naturalmente non è sul ricambio generazionale, non è stato purtroppo, che in Chimbanno tra 2020 e 2025 sono nasciti 15 piccinelli e sono molti purtroppo 58 nostri concittadini, per lo più anziani. Quindi è evidente che questa cosa non può stornare, che in Chimbanno è nascito un piccino e sono molti 11 uomini, 11 persone. Bisogna tentare di
attrarre i giovani che frimmene in noi su posti in noi sono nascidos, però bisogna dare la possibilità di tribagliare e di tribagliare ene che su manzano hanno a tribagliare con su sorriso e anche economicamente devono essere gratificados, devono essere valorizzati perché l'azienda è fatta dall'imprenditore e da su collaboratore. Io lo chiamo collaboratore, sul mio zoom, io ho dentro quasi 100 collaboratori dipendenti, non dipendenti, collaboratori, però fanno parte dell'azienda che in noi tribagliano, che se l'azienda arrivi di certo successo, arrivi di per un motivo che io sono bravo, quindi questo rapporto, questo dialogo tra l'imprenditore e il suo collaboratore. Su comune può incentivare la prima cosa come Bosaponato è il tribaglio, la formazione e la specializzazione. Bisogna creare appositi seminari praticamente cercare consulenti bravos, professionali che possono indicare ai giovani a intraprendere la carriera dell'imprenditore. L'imprenditore crea azienda. E se bisogna delle aziende si creano posti di lavoro. Questo è essenziale. Naturalmente bisogna dei servizi che vi devono essere. È tutto correlato. Sul comune abbiamo un bando ogni anno che può la gente che vuole comprare una domo nuova, una domo, e bisogna 20.000 euro a disposizione per su naramos su 20.000 euro che si danno a disposizione del contributo a fondo perduto per comprare e ristrutturare. Praticamente sono 30.000 euro e bisogno su 30.000 euro su chimbanta pochento di 30.000 euro, quindi 20.000 euro. Abbiamo applicato varias concittadini che tra l'altro non abitavano in Giave, non tenevano la residenza in Giave, grazie a suo tribaglio sono arrivati in Giave, si hanno comprato la domo e hanno fatto la domanda. Noi non abbiamo problema di lavoro, quindi grazie a Dio bisogna 13 aziende che tribagliano in zona industriale e grazie a Dio creano benessere e occupazione. Naturalmente bisogna un'azienda molto meda più mannaggia, però diciamo tutto un pare creano una sinergia economica non indifferente. Quindi sul tribaglio in noi non manca. Sì, grazie a Dio saidda è pulita, stiamo tentando di fare il possibile, naturalmente vi chiedono fondi, vi chiedono denari. La Regione Salda deve ponere un contributo a disposizione di tutti i salbiddas minores. Questo contributo deve servire per pagare questi consulenti specializzati per far entrare i giovani sul mondo del tribaglio. Bisogna che il comune dia in un certo senso un tipo di agevolazione. Naturalmente, vinta i sollottos industriali. Noi abbiamo un prezzo abbastanza, diciamo, equo. Se andiamo in un'altra zona industriale, il prezzo è meno più alto. Invece noi diamo un terreno lottizzato, pronto per ponere, insediare un'attività. Questo decennio sul spopolamento purtroppo è stato allucinante, troppo esagerato. Però da considerare questo, che sul ricambio generazionale non esiste. È questo il problema. Se la famiglia sul giovane non fa che figlio, non nascono piccini. Il problema è questo. Poi bisogna sorbezzo, che muoiono. I giovani di adesso, sono giovani, tendono a non fare una famiglia numerosa. Si fanno un fischetto e frimma. Finza a famiglia, il gai, io li narro sempre, fatemi un mascichetto. E non me lo fate. E non che baggia, anda bene il gai. Uno figlio. Così che il problema non è tanto il problema, sì, bisogna il problema del suo tribaglio, che da noi non esistono. Però il problema è che la generazione nuova non crea nascita, non fa che ne figli. Come bisogna usare il telefono, bisogna usare botte firmate, bisogna usare feste, bisogna troppo interesse e troppo vizio.
innanti sul vicio svimpago, che io mi ammento da che io sono venuto a noi che tenia da 22 anni, con tio mio che vede un pastore, allevatore, che ha fatto un'aschere su mangiamificio che come naramos occupa più di 100 persone. Noi lavoriamo in un susero, un ufricio, un brou de vetta e andiamo innanti. Invece come bisogna troppo cosa, troppo vicioso, troppo non bisogna questa attenzione che vi viene uno dentro, compreso. Il problema è questo, però naturalmente deve considerare che il mondo cambia. Un sogno per il futuro di Giave che siete sano, leale, come tescomo, che si aumenta, che non vi siete ancora un calo demografico. Questo è il mio desiderio, che Giave possa essere una idea che può dare esempio sul nostro territorio e per tutta la Sardegna. Maltis è un borgo pitticco de Sanglona, in su coro de sul nord de sa Sardegna, che s'agatta in un paesaggio che conta da millennius de storia. Is origini suasa tornano a ziai con probabilità a s'epoca romana, commenti a mostata su toponimu, accostendi su nomini a gusto de un tempio dedicato a su Deus Marte. Esti un luogo in cui su tempo su parri di Vrimmu, ma non s'esti mai a veru Vrimau. Oi sa bida conserva da testimonias architettonicas de importu, commenti a sa gresia de Santu Pantalleo, costruia intra de su de XIII e de su de XIV seculu, con elementus romanicus e goticus. Totu enghiriu in su territoriu agattau su prendas naturalisticas, commenti su padenti pietrificau de Carrucana, unu giassu geologicu spantosu meda, un antigu patenti fossili, chiamaina da studiosus, appassionaus de natura e visitadoris, in circa de esperienzias autenticas. Maltis oi conta da prus pagu de 500 vividoris, ma su numeru non narra tutto. A contai sa bidda punti mescamenti is istorias de chini ad scioperau de aparrai, de chini si pigat a coru i domus, su sattu, is tradizionis e su paesaggiu. Funti gustus che aguantanta, che non s'arrendinti a su spopolamentu e creenti ancora in sa possibilità di un benitori differenti poi sbidigeddas ad ess'isula. Non intamisi se migrazioni in città di Sibrumanna, Ariseu Tattari o Terranoa. Appata sbodiau meda domusu, a Maltis salena da ancora un'identità di comunità di voti meda. Sa bidda è bia grazie a iniziativas e manifestadas culturalis, a s'impigno de chini vaidi impresa, messarizia e a casaggiu turisticu. Su comunu, in collaborazione con privaus, traballa da podonare servizius essenzialis e a mellorare sa qualità de sa vita. 4 zilleris, 2 buttegas de alimentaris, una bottega de arroba. S'amministrazione locale castia da innantis, cicchendi de ponne in pari sul rispetto per sa memoria storica con una visione noa, promuovendo festival, progetto su del recupero urbano e a tobius per sa comunidadi. In is ultimus annus, difatti, finzas a Maltis adi cumenzau a portare visitadoris e comporadoris strangius chi scioperant a custu angulu de Sardigna commenti a amparo de tranquillidadi e bellesa. Stu territoriu conta da una Sardigna rurali e autentica, attesu dei riflettoris de su turismu de massa, ma sempre prus appreziata de chini ciccada esperienzias de valori. Sa qualitadi de sa vita, su sentidu de sa comunidadi, sa possibilitadi de s'agattai in pari funti gustus is patrimonius de Maltis. Non esti un luogo de ressingiu, ma de ispera. Sinsidu non esti scetti gustu de aguantai, ma de torrai a nasci. Non può torrai a commenti viada, ma può essi qualcuna cosa de nou. Una bidda pitticca, forsi plus pagu identitaria, ma plus opetta, che arrennescidi a fu e dai pru linguasa che non perdi sa voce sua. Maltis esti una testimonia concreta de gusta chi podi dessi sa vita in una bidda pitticca, non un destino posto ai laccanasa, ma uno scioperu possibile. Noi viviamo in 12 di vittia, siamo composti di 300 cristiani e quindi veniamo da una generazione che già faceva babbo. E ho eliminato certi articoli che la gente ormai è andata in città.
e ho cercato di mettere le cose che magari potevano essere utili a su chi è in vita o su chi è accanto di vuoi servire una cosa urgentemente. Ci vivo bene. Poi dei altri non riuscivo, però a me piace, mi ha gatto bene, c'è scelti una vecchia, stia da deppi grei de brusu in saida, gente meda de voras, funt acquistando domu beccias e funt rivalorizzandidas e benta in noi, magari poita benta ci passare un fine cita, si rilassare, poita che comunque saida è vero, non c'è nulla, però c'è una pace che non da paga di nai. Tenimus un territorio bellissimo, tenimus i domus de Gianas e noi in s'intrada saida, su Nurace Caio, c'è Souvenir. E questi siti archeologici importanti, non sono cose che ho fatto noi, è andata a valorizzare in modo che la gente bengiada, ciavarridi e invoglidi i altri pure a me. A me ci bi figura, a me ci bi figura. De pago, cioè, sciuga comunque punti si che acquistare queste domu vecchias e niente, sta gente che vedi, da più soddisfatta. Purtroppo voi giovani, c'è, penso che ci sia poca cosa, per svago, per divertimento, penso che andate la maggior parte fuori, io non vesto tanto, però dubbio di figlio mio, magari si può accostare un attimo a su bar, ma oppure devo che stiano con figlio mio, si organizza una spaghettata andando a tutto, o ci essere fuori, se magari ora stai, pigliando questa macchina, in cui pure si potevano organizzare cose, poi giovani, poi fai in modo che i giovani si divertivano tanto sul territorio, o può andare in questa ida, ci da chiedi magari in ruina, fai congregazione vinzas con questa vita accanto, che meglio sa fai 7-8 km che ne fai 50-100. Isi scolas, in noi in vita ci teniamo i elementaris, in Arruinas mi pare di medias, in Mogoredda s'asillo. E quindi già c'è questa collaborazione, purtroppo i più funti pagos e quindi è normale che si benga da fare questa cosa, ma cioè, è un attimo, ad un lompio, non è questa difficoltà, non si trova a semaforos. E noi vendeus prettamente mangimi, lori, posso bestiame e poi articoli che vogliono interessare agli allevatori, agli agricoltori, o a marricedda, o a maiga, così vai sotto, perché comunque in questa piddicetta sotto c'è un domo è raro su chi non lo tenga, fate in modo di fare le semenze se poi si fa sotto, ma giusto le cose che hanno da debroso. Per noi è importante, sì, già è un servizio e le cose che richiedi, è inutile che mi prendo di articoli per non sul negozio primo e poi è un articolo che non anda. Quindi se il cliente mi narra mi stesso capitano, ma no Patrizia, ma dalle cose tu da tesi? No, però mi posso impegnare che ci da faccio, questo no da betto, provavo a sapere. E quindi man mano che aggiungi, da 100 cose ci indecca ancora un pruso, però poi che ancora non ti tirata e niente, tutto qua. Noi 20 a comprare non scetti sa gente di bida, devo ringrazio comunque, 20 di vidicette accanto, Zui, Sensi, Mogoredda, Ruinas, Morgongioli, cioè Genoi, non da sposa elencare tutto, però 20 di vidicette accanto pure, sì. Si va ai precei, lo accoglio con un sorriso, con un caffè, sicuro, sempre. Perché comunque secondo me su sorriso primis si deve intendere non solo quando benti non si deve intendere obbligato manco a comprare
ma che ben te non compri te nulla, a me mi andava su proprio, un caffè si offre su proprio. E comunque questa cosa importante è su contatto diretto, quando venti comunque un sorriso, si può fare un oso su minimo, ma si indidorra a medas. È importante, questo è mega importante, positività a volte ti commuovi, poiché che non disiai nulla, scetti poiché che disiasi già un sorriso ti metti tua cascetta drammatica. Questa è la forza di vivere in una vita vitica. Posso aggiungere una cosa? Meda sananta, non fai poiché che non ti tutto pronto a criticare. Forse è vero, però succede nelle grandi città di cura. Questa cosa dei vita vitica, c'è una solidarietà, poiché che no, quando succede qualcosa, funti pronto, tutti si salutare su con l'altro. E nei vita pittiasa questo succede. Tu capi questa strada e buongiorno e buonasera, ti ci fai passare bene a dì. Per me è importante. Per questo più pure us acabau. Grazie a voi che si torna a usare questa città che viene di con un atto più nudo e poca voce. Chi commenta sempre, si volesse segnalare eventi su fatti o conti su chi pensai, possono essere da cavallo, potete scontare, scrivesi una lettera su già su bogavoci.tv@gmail.com. Questa se uso noi più che altro, quindi sa voci da vosaltros.